Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Dopo i dati di ieri, dove registravamo la guarigione della persona che è risultata positiva e una nuova positività, per il momento la situazione è stazionaria, quindi sotto questo fronte non ci sono novità. Una delle novità è che ieri è stato pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga le attuali restrizioni fino al 3 di maggio con alcune riaperture che riguarderanno principalmente librerie e edicole e anche altre attività come le industrie e le aziende. Comunque siamo ancora in attesa di avere le specifiche riguardo al DPCM, che di solito, come sapete, quando viene pubblicato un nuovo DPCM c'è un incontro con la prefettura via teleconferenza, diciamo così, per chiarire tutti i punti o i quesiti che possono sorgere. Per quanto riguarda i buoni alimentari vi do un breve aggiornamento. Fino adesso le domande aggiunte all'ufficio servizi sociali, che ringrazio tantissimo per il lavoro che hanno fatto in queste 2 settimane, sia nel preparare, predisporre linee guida, sia nell'elaborare tutte le domande, sono state circa 153 domande e una ventina più o meno non sono state accettate perché per il momento non ricadevano nei parametri. 66 di queste domande, quindi 66 nuclei familiari sono già stati consegnati i buoni dai volontari della protezione civile, che ringrazio ancora per l'immenso lavoro che fanno, per circa 18.000 euro. Altri 4.000 euro di buoni sono in consegna, saranno in consegna oggi pomeriggio, per un totale insomma che verrà erogato anche nei prossimi giorni per circa 28.000 euro. Quindi sulle 150 domande pervenute, tra quelle non ritenute idonee e quelle ritenute idonee, indicativamente adesso saremo su circa 28.000 euro di contributi che verranno distribuiti. Per quanto riguarda invece la casa di riposo Madonna del Vaiolo, ieri sono stati fatti tutti i test serologici a tutti gli ospiti e a tutti i dipendenti della casa di riposo. Come sapete, il test serologico è quel test rapido che tende a verificare se vi possa essere un probabile contagio da coronavirus. Tra tutti i 48 ospiti è risultato solo una persona che potrebbe essere positivo e quindi per precauzione è già stata messa in quarantena in un reparto Covid appositamente costituito nella casa di riposo. Era già pronto come da protocollo, quindi era già previsto. Poi è stato eseguito immediatamente il tampone orofaringeo che darà la certezza se la persona è positiva o meno al coronavirus. Diciamo che insomma appena avremo la certezza di questo tampone, che ovviamente speriamo tutti quanti che sia negativo, vi terremo informati riguardo a questa situazione. La famiglia è già stata prontamente informata ieri appunto dell'ospite della casa di riposo e la situazione è attualmente sotto controllo e non desta preoccupazione. Un'ultima cosa, ed è anche il motivo perché è qua con me oggi Don Damiano, che ringrazio, in rappresentanza della parrocchia San Francesco. Perché? Perché come da ordinanza della protezione civile, quindi la stessa ordinanza che ha erogato i 57.000 euro che sono in distribuzione adesso, ha autorizzato anche i comuni ad aprire dei conti bancari dedicati. Quindi, avendo questa possibilità, abbiamo deciso di mettere insieme più forze nel paese, quindi la parrocchia, Foglie Vive, il Comune di Terni di Po e la Protezione Civile. Abbiamo predisposto un IBAN, un conto, insomma, dove è possibile appunto versare questi fondi. La causale è emergenza Covid-19, l'intestazione ovviamente al Comune di Terni di Po perché il conto è intestato al Comune di Terni di Po. E la banca di riferimento che ringrazio è la nostra tesoreria, quindi Banca Adria Colli Euganei, che insomma in breve tempo ha preparato tutta la documentazione utile per il conto. Quindi questa è una raccolta fondi che noi abbiamo lanciato. Adesso lascio la parola a Don Damiano, insomma, che ci parla di questa nostra collaborazione nata in questo momento di emergenza. Molto volentieri, grazie al Sindaco Francesco per questa occasione. Un saluto a tutti voi che si unisce a quello appena svolto dal Sindaco. Il nostro desiderio davvero è quello di lavorare assieme
per essere sempre più prossimi alle necessità. Come gruppo Caritas, che ringrazio nel suo centro di ascolto, per coloro che preparano i pacchi alimentari, per coloro che distribuiscono il vestiario, che hanno fatto un lavoro straordinario con una certa fatica, giustamente, hanno dovuto vivere anche questo momento e questo tempo di imbarazzo in cui non è stato possibile poter operare come abbiamo sempre operato. Ecco, questo ringraziamento si unisce al fatto che insieme vogliamo unire le forze, perché oltre alle 80 persone che intanto aiutiamo con una certa continuità durante l'anno, sono già altre le famiglie e le persone che si sono fatte vicine perché ci sono difficoltà economiche. Allora vogliamo insieme poter unire le forze. Il nostro oratorio, il nostro cortile, dove fino all'altro giorno potevamo giocare e stare in compagnia con i ragazzi, purtroppo è chiuso, e allora abbiamo deciso di poter utilizzare, di far sì proprio che l'oratorio diventi il luogo nel quale è possibile stoccare tutti gli alimenti che arriveranno e che verranno donati, e così poi anche attraverso la raccolta fondi che verrà fatta sarà possibile essere vicini a quelle persone che magari sia dal punto di vista alimentare, ma poi ci sarà tutta un'altra serie di necessità, i ragazzi che fanno scuola da casa, le piccole o grandi bollette che arrivano, c'è bisogno di farsi prossimi anche in queste situazioni. Cercheremo insieme, mettendo a disposizione le nostre forze, le nostre capacità, di poter intervenire anche in queste situazioni e fare possibilmente il bene più grande. Anche questo per noi vuol dire fare Pasqua. Quindi grazie di questa opportunità e grazie di questa collaborazione. Sì, diciamo che questa collaborazione è nata perché i buoni alimentari concessi con il contributo del governo hanno una propria finalità ben specifica, però le esigenze delle famiglie che in questo momento sono in grave difficoltà sono molteplici, e quindi da qua è nata l'idea di proseguire su quel filone, perché giustamente come parrocchia, comune, Foglie Vive, Protezione Civile collaboriamo già da tanti anni, e quindi era giusto, ritenevamo giusto per noi avere anche questa occasione. Quindi vi ringrazio fin da adesso, insomma, perché so che parteciperete in tanti a questa iniziativa, e visto anche le festività pasquali vi faccio i più grandi auguri di buona Pasqua. Sarà una Pasqua particolare per tutti, probabilmente una Pasqua mai vista da nessuno in queste modalità, però insomma diciamo che la festività la sentiremo comunque, e sentiremo comunque la vicinanza ai nostri cari, magari con una videotelefonata, con una telefonata, con un messaggio, però cerchiamo di viverla serenamente, rimanendo ognuno a casa propria, insomma, per evitare di diffondersi il contagio. E noi suoneremo le campane a festa, che da qualche giorno restano in silenzio, e annunceremo a tutti che è Pasqua. È il nostro modo attraverso il quale vogliamo farci vicini e poter anche nella preghiera ricordare quanto sia importante la vita spirituale, perché nella salute anche fisica ci possa essere la salute spirituale e morale che ci guida anche a vivere bene in questo tempo. Quindi a tutti voi della comunità davvero un augurio di una buona Pasqua a voi e ai vostri cari. Grazie. Grazie a tutti e ci vediamo con il prossimo aggiornamento, e grazie a Don Damiano per essere qua con noi questa mattina. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie.